Identità e autonomia in Sardegna e Scozia, e questo è il titolo di uno studio delle università di Cagliari ed Edimburgo che cerca di dare risposte a domande complesse o chiarire concetti troppo spesso dati per scontati. Il saggio, curato dai docenti dell'Università di Cagliari e dell'Università scozzese di Edimburgo, si sofferma sul concetto di identità nazionale dei sardi e sul futuro delle istituzioni isolane. Attraverso un questionario somministrato a un campione qualificato di cittadini sardi su identità, politica e istituzioni della Sardegna, vuole offrire una panoramica di cosa pensino i sardi dell'attuale situazione politico-istituzionale e sociale dell'isola. Il libro è stato presentato stamattina a Nuoro nel corso di un incontro ospitato nell'aula magna del Consorzio Universitario. All'evento, coordinato dal giornalista Giacomo Mameli, sono intervenuti gli autori Gianmario De Muro e Francesco Mola, lo statistico Antonio Fadda e il politologo Carlo Pala. All'incontro ha presenziato anche Caterina Loi, commissario del Consorzio Universitario. L'obiettivo dello studio è quello di fissare dei punti fermi nel processo autonomistico della Sardegna e provare a indicare la direzione verso cui potrebbe approdare. Le risposte dei sardi confermano l'esistenza di una forte identità, di un profondo legame con la propria terra, sentimenti che necessitano di nuove forme istituzionali per poter esprimere appieno le proprie potenzialità. La scelta dell'Università di Edimburgo non è stata casuale perché la Scozia, dopo secoli di sottomissione all'Inghilterra, negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante verso forme di forte autonomia, se non di indipendenza.